La loro età. Sì, mi ha fatto scoprire che c'è una libertà. First of all, thank you for welcoming me to Wonderland and Brescia. It's such a lovely place and a wonderful festival, so thank you. So, I studied at Oxford University in England, but I studied modern history. But Oxford University is quite famous for comedy and theatre. Many actors who do not go to a drama school or would go to Oxford because they perform many plays over a year and take productions around the world to Edinburgh. Okay. Ha studiato, non avete capito tutto, scusate. Allora, intanto ringraziato di essere qua, per lui è un enorme piacere. La sua formazione parte da Oxford, dove in realtà ha studiato storia e non teatro. Non è così frequente in questa università poi frequentare delle accademie di teatro così come va da noi, perché nella maggioranza di queste università c'è modo di frequentare moltissimo il teatro anche a livello pratico, quindi ha avuto modo di lavorare molto sui testi, sulle rappresentazioni e di frequentare il teatro durante gli anni universitari. As a student, I performed plays at the Edinburgh Festival, and after leaving university, I wanted to become a performer, actor, writer. So I developed my solo shows and performed at the Edinburgh Festival. Aveva già frequentato il Festival di Edimburgo da studente e una volta finiti gli studi ha deciso di continuare, cominciando proprio a realizzare i suoi solo show, i propri monologhi scritti da lui, e ha continuato a presentarli sempre più che altro as a festival, as the youth to the company. Okay. So that was 1993, and in the 1990s I wrote and performed many more, and still perform. Dal 1993 e tutti gli anni 90 ho continuato a farne sempre di più, ancora adesso. So August, it's a lovely thing to the date of the festival never changes. We must all perform the show there, so it's a deadline to write a show. But also I've been writing radio kind of BBC, journalism, and acting in other TV things. È anche attore per TV, ha lavorato in radio per la BBC, diceva come autore, diciamo, dei suoi propri testi. Agosto è la deadline, no? Perché è lì che si presentano, debuttano tutti i suoi solo show, perché debuttano nella cornice del Fringe di Edimburgo, che è il più importante festival inglese che c'è. Su questo passaggio qual è l'ambiente, cioè chi ha messo in scena su questi, come ha fatto arrivare al teatro passando di facciamo una compagnia teatrale, come ha fatto la professione teatrale. By yourself in developing your interest in solo show and monologue and theatre in general. Right. So the Edinburgh Festival is an open festival. Anyone, as long as you find a venue, a theatre to put it on, a time, and you pay for everything yourself, you can do a show. So I would work, when I began, I would work with a producer and a director, etc., etc. But since maybe 2004, I'm my own producer. So it's just a solo company of me. Allora, intanto la vetrina di Edimburgo è enorme, chiunque può presentare uno spettacolo, può trovare una location, pagare e mettere in scena il proprio lavoro. Lui prima aveva lavorato come produttore, come regista, quindi c'erano in un certo senso delle produzioni. Dal 2004 è in proprio, mette in scena da solo i suoi spettacoli. But I work with the same director, Erica Wyman, same lighting designer, same sound designer over the years, because we're friends, we make a team. Lavora sempre con la stessa regista che è Erica Wyman, che she's worked for the Royal Shakespeare Company. Lavora per la Royal Shakespeare Company, lo stesso sound designer, lo stesso light designer, un po' la sua crew, diciamo, è rimasta quella anche da
is up to me to write the script. So, Questa responsabilità la scrittura. Ok, io c'è questa sulla metodo della scrittura, però probabilmente ce la spiega. Però prima del metodo la domanda è qual è la sua ossessione? Cioè perché scrivere, qual è la sua urgenza di scrivere e perché poi il teatro? Cioè perché scrivere romanzi, storie? theatre, because it's live and it happens between the performance and the minds of the audience in that hour and that room. So the audience may come in with problems or a good time, and for that hour that I'm performing, they're in the world that I'm creating. E altro perché qui e ora, perché c'è un rapporto diretto con il pubblico che arriva appunto con le proprie vite nel teatro, magari anche con i propri problemi che queste vite comportano, in quell'ora si crea qualcosa di magico, il mondo che lui crea assorbe lui e gli spettatori. And it's not always a happy world, but it's a unique world. It's mine. Non è che per forza deve essere un mondo felice, ma comunque unico. And the themes of my work, romance, science fiction, maybe, imagination, and human connection. I temi principali sono il romance, quindi inteso proprio come romanzo di genere, la fantascienza soprattutto, che cosa ho detto? Le connessioni tra esseri umani e in generale l'immaginazione, imagination. But also surrealism. They're also, the world, my world, is not this world, it's the next world. Not the next world, but a world different to us. Yeah. Succede quasi sempre nei suoi lavori che il mondo, quando cominciate a entrare in una libertà, scusate, quando cominciate a entrare in un suo lavoro, dopo un po' capite che il mondo che lui sta descrivendo, per i primi 5 minuti sembra che sia il nostro mondo reale, poi capiamo che invece è un altro mondo, è una realtà completamente parallela, mi piace scrivere di un altro mondo, di un mondo diverso, in cui possono accadere cose che nella vita normale non potrebbero accadere, ma in cui comunque esistono persone come quelle che possiamo incontrare ogni giorno. So, science and science fiction and alternate realities and all these nice ideas, but as long as the story, the person involved in the story is understandable and natural and believable, the audience will believe this other reality. Nel momento in cui le persone che lui descrive sono reali, sono credibili, allora automaticamente anche quel mondo risulterà credibile, perché ci vivono delle persone credibili. Questo sarebbe il punto di scrittura, caratterizzazione delle persone reali, un punto e poi il passaggio all'interno di un mondo altro. It's a compliment. I'll talk about this on Sunday. Yeah. My method of writing is unique to me. I will try and teach, but it's very difficult. It's basically using my imagination to imagine a different world. And all these ideas and moments and pieces of dialogue, over 1 year, maybe 2 years, I build it up, and they tell me what the story is. I don't know how it works, but I will explain this on Sunday at the workshop. Cioè che ci sono tantissimi pezzi, no? Che mette lì personaggi, situazioni appunto che l'immaginazione gli suggerisce, vengono tutti depositati e all'inizio sembrano scollegati, poi sono loro che parlano a lui e gli dicono come devono essere messi insieme nella storia, costruiti. But it's not linear. I don't start with the beginning and finish in one go. I will write this bit, and then, I change the order, mix it up. I do believe that
a story tells the writer how to tell it. So when I'm working on something, I will tell my friends and other writers, this is what I think is happening, and a new idea will come, and then as I tell them that story, or they will ask a new question, and suddenly a whole other aspect of the story emerges. So the dialogue with your friends is important in the Yes, process very of important. writing. Diceva giustamente, a parte che non c'è un tecnologico, no? Ci sono dei pezzi che lui scrive che rimangono depositati, poi magari vengono anche sovrapposti, si crea un puzzle di immagini che prendono quella loro struttura per forza del tempo. Un aspetto importante, io ho suggerito chiedendolo perché sapevo già che l'aveva raccontato lui, molto spesso fa degli step intermedi durante il lavoro di scrittura in cui presenta sotto forma di lettura magari a un gruppo ristretto di amici, di persone di cui si fida il lavoro, e da quei feedback va avanti ovviamente nel processo di scrittura. About the fact that you have public readings of your work during the process of writing. Different sections. And there are very important because of the feedback. But for each of us, there is a moment in play which a lot of it is not true, but there are certain things that I have seen are influenced by a real world moment, or so I saw something and I thought, what happened before that and what happened after that, to go over the real. Yeah. So it's not all just from my imagination, it's from seeing something or mishearing something and getting a new version. Dice che ovviamente in tutto questo è importante anche qualcosa che lui vede nel mondo reale, perché magari gli capita di avere una suggestione, quella suggestione là poi gli serve per immaginare quella suggestione, quella persona che ha visto, quella cosa che ha sentito, ma che cosa viene prima e dopo quel momento che ho visto, e quindi immaginare una vita per quella cosa che ha citato la ragazza con l'anello. Se vedete vedere questa sera che c'è là, capirete che è pieno di queste immagini molto strane che possono appartenere al mondo reale, in cui lui costruisce una vita totalmente immaginaria. But it's always a question of editing things. If a section doesn't work in the story now, if it's a good section, it has to go, or it needs to be moved. So I'm very tough on cutting out. Molto spesso ovviamente tutto il lavoro di editing, si prende una cosa, quella non funziona, si butta via, se una sezione invece di testo, visto che procede per pezzi, funziona, allora andrà a parte di questo caso. But you work alone or Yes, but in different locations, because sometimes at home on the computer, my mind is one way, so I need to get on a train or go for a walk, and then something else. Different landscapes change the landscape of the story. Bisogna anche di cambiare luogo, no? Quindi a volte stare davanti a un So when you wrote, yes, you prefer wrote on the computer, So, not on paper. I do both. So I will write on paper, take the paper, type it onto the computer, print this out, take the paper, go to a cafe, write on the paper, take the paper back to the computer, over and over and over. Exactly. But your mind is in your brain does different things from paper writing to computer writing. And that transition is very interesting when you can't read or something. Or you get a new idea as you type it. And as it prints out, and you see all these things on the printout, you read, that connects with that, or that word doesn't work, or that needs something else, and so on. So it builds and builds and builds. I have versions of a script in different order, so the beginning would change, would be the middle would be the beginning, etc. And it would always be a question of doing this process
cose, di solito scrive prima a penna, poi quello che ha scritto a penna lo passa a computer, poi lo stampa, poi si va a prendere un caffè e comincia a fare gli additivi di quello che ha stampato, poi ritorna indietro, rimette tutto a computer ed è un processo molto importante perché le forme di scrittura cambiano la tua disposizione mentale rispetto a quello che scrivi in un modo a penna piuttosto che a computer, piuttosto che nel successivo editing, e quindi sono occasioni per far venire fuori nuove idee, per riposizionare i materiali e per ricreare nuove cose. Il fine, cioè secondo lui questi mondi immaginari, se invece che da teatro lo facesse appunto con un film, con dei video su YouTube, in televisione, eccetera, quindi anche con personaggi, eccetera, con questo fiction o science fiction. Perché invece farli a teatro? Quindi quale sarebbe appunto il vantaggio di fare queste cose a teatro? In parte non lo spiego perché c'è l'accadimento, che cosa dovrebbe accadere rispetto a un pubblico che vede questa stessa storia in televisione con un filmato. Because I use the audience as my special effects budget. Because it's cheaper and it's more pleasurable for the audience to imagine something, to see something. If I can make it, but even if I had £1 million or £1 million to make something, I like the fact that it's different in everyone's head. Dice che il pubblico poi è il vero effetto speciale del suo lavoro, è sicuramente in modo molto più economico quello che lui utilizza, piuttosto che mettere in scena attraverso un film, per esempio, tutte queste immagini, ma farlo con il pubblico è un'altra cosa, anche se avessi tantissimi soldi, la storia che lui racconta è interessante perché ognuno di noi esce con una immagine diversa di quell'ora passata insieme. So it's the reason why my writing, I've written for BBC Radio, science fiction, but not for BBC TV, because my ideas, also there are puns and wordplay and little moments that if you actually film them, destroy. Se li filmi in questi momenti così immaginari li distruggi in un certo senso, infatti non è un caso, dice che il lavoro dell'autore non per la televisione ma per la radio, c'è questo stesso passaggio, tutto è deputato all'immaginazione. Non è un caso, aggiungo io, che è autore di monologhi soprattutto, quindi stiamo parlando di cose che non vengono rappresentate neanche in teatro, ma che passano attraverso il racconto di quella stessa cosa. Mi permetto di posso chiedere una cosa io. L'unico testo fino adesso della produzione di Ben che non ha queste caratteristiche, o almeno non del tutto, è proprio Tre Desideri, perché è l'unico testo che lui ha scritto per 2 personaggi. Ovviamente, come tutta la sua produzione, è scritto per lui, perché lui scrive i testi per se stesso, e in questo caso anche per un'altra attrice. Quindi forse qua il processo che abbiamo visto cambia un pochino, nel senso che non sta scrivendo solo per se stesso e comunque implica il testo una rappresentazione di alcune scene, situazioni che invece nel solo show vengono raccontate. I was thinking that 3 wishes maybe represent a different But it's almost like 2 solo shows. Yes, but how was the work on 3 wishes? Can you explain something about it? So I wrote 3 wishes in 2001. It was taken to the Edinburgh Festival. Wrote it specifically for me and an Irish actor called Jazz. And again, the same director, the same writing designer, the same musician. And we performed it in 2001. It was bought by a film company and bought by BBC Radio. It was a BBC Radio version. And I was hired to write a screenplay, but the British film industry didn't make it. And I kind of forgot about it until you came around. Allora, ha raccontato che lui è debuttato la prima volta nel 2001 sempre al Festival di Edimburgo, l'aveva scritto per lui e per un'attrice irlandese, e
E si era praticamente dimenticato di questo testo fino a che non abbiamo trovato noi e gli abbiamo scritto. But it was simply because I did 1, 2, 3, 4, 5. I'd written 5 solo shows in 1993 to 1999. I wanted the challenge to write something, and I knew that this actress we would work well together, and it was different for me also. So you could define Two Wishes as a two solo show together? Well, partly it is, but yes. but it's not, because there's lots of, they couldn't do it separately. But maybe it starts as an But there is a little bit of addressing the audience, which is the solo show. Avendo scritto solo show, dice all'inizio era un po' come scrivere solo show, anche poi i personaggi, se lo vedrete, hanno molto monologhi contrapposti, no? Però all'inizio era partito con questa tecnica del solo show, applicandolo però anche ad un'altra attrice, poi in realtà la drammaturgia è più complicata di così. I monologhi che fa interpretare solo lui o ci sono tutti altri? No, there's other actors that performed the Super Glider for the family. What else? Just that one, I think. Oh no, there's another actor every year for his birthday performs one of my solo shows. He's going through from the very beginning. Yeah, one for his friends as a treat. So this year he performed my 1996 solo show. Okay. Dice che il Super Glider for the Family, che è uno dei suoi primi solo show, è stato già tutto un attore, poi c'è un attore che tutti gli anni al suo compleanno fanno questo. Però in generale sono... Sì. Allora, ritorno sulla domanda, quindi in realtà essendo monologo interpretato da lui, il vero dialogo quindi scrive come dire, l'altro, in realtà è proprio il pubblico. E da questo punto di vista mi interessa sapere che una delle risposte più facili, cioè per sentire il pubblico è quello della risata. E quindi cioè, in che modo ficca dentro, come utilizza il comico, da questo punto di vista dovrebbe essere, tra virgolette, a parte che in inglese, essenziale, però potrebbe aver fatto, come insomma sono i nostri teatri di narrazione, cose molto belle che non si vede mai. Però il pubblico partecipa o è presente in un'altra maniera a questo racconto orale. Not much, because so there are many jokes, there's humour, there's comedy in the show, but I'm not waiting for the laughter to come. And because it's a personal story, as a performer, there's no, I don't, like a stand-up, I won't be talking to the audience like this. But sometimes it's more effective to hear silence than nervous laughter, or because some of my jokes are very bad. So people laugh, I think. No. But I think as a performer on stage, you get a feeling from the audience, not necessarily always laughter, but you get a feeling of trust, which I think is important. Allora dice che non è che aspetta la risata da parte del pubblico, anche perché non è una stand-up comedy in cui c'è proprio una relazione diretta e c'è un dialogo vero e proprio. Certe volte la sua storia è un flusso, un racconto che ha un flusso ben preciso e quindi non è importante per lui aspettare la risata nervosa piuttosto che la risposta immediata. A volte il silenzio crea un momento di comunione anche più importante con il pubblico e certe volte nei silenzi, la relazione che si crea, lui sente che c'è una fiducia ed è quella cosa più importante. Poi ha detto anche che certe volte fa delle cattive battute, ma non è vero.
possibilità del performance è proprio tutto il contrario, quindi lavorare molto sulla immaginazione, che è teatro classico anche nel teatro shakespeariano, che non ha scenografia, che non ha, quindi si immagina la battaglia, cioè è assolutamente essenziale la partecipazione dello spettatore per poter immaginare quello che viene detto. Quindi il teatro in particolare inglese è complementato assolutamente come se sono due attori presenti in scena, uno è solo fermo, l'altro agisce, però l'altro deve assolutamente integrare il mondo di Paco con il mondo delle persone. Allora da questo mi sembra, ti chiedo, se allora in realtà la necessità del teatro oggi e in particolare se siete d'accordo nel pensare che facendo questo tipo di teatro in cui si ricorre all'esercizio dell'immaginazione da parte dello spettatore serve un sacco, come dire, una cosa politica oltre che culturale di igiene della mente, cioè noi nei media siamo completamente senza immaginazione perché è assolutamente riempita dalle immagini, dalle parole, dalle storie che sono tutte complete, non c'è niente da aggiungere, non c'è da fare se non consumare. Invece qua lui crede molto, come dire, anche culturalmente, politicamente, alla questione, diciamo, dello spettatore creativo. E poi anche un attimo, perché il passaggio poi al di là dello spettatore, questo pubblico rispetto al pubblico cinematografico è un coro, cioè io devo sentire gli altri che siamo in quel momento. Well, it goes back to Homer as well. The great storytellers, the Greek storytellers would create these worlds using very simple lights around the fire and everyone can picture everything. Can it have a political role? I think so. If the story, we all want to hear stories, we all want to understand what that person has seen or where they've been or how they see the world. My show has elements of politics, but not, they're just sort of, they're not dealt with. An audience can respond. Dice che quello che lui chiede fondamentalmente ai suoi spettatori è di tornare a essere spettatori della narrazione così come in senso classico. Omero, il primo grande narratore, raccontava storie in modo molto semplice, senza utilizzare degli effetti, e tutti erano pronti ad ascoltarlo. Quello che lui chiede ai suoi spettatori è proprio di ritornare a questo grado di attenzione e di comunione. Non sa se questo è un ruolo politico, poi ha detto una cosa che in realtà c'entra, perché forse era posta male la mia domanda, ma ci sono degli elementi anche politici nei suoi testi, ma non hanno un ruolo così importante, è sempre la storia in generale. The difference between reading it in a novel and being in a dark room with people around you and with one person making contact, it's more exciting to have it in that live moment. You can read it and you can see these things and imagine. But that a screen automatically is a barrier, and live theatre there is no barrier. Dice che ovviamente quello dello schermo, che diceva tradotto una barriera, il teatro non lo è, come leggere in un libro una storia molto meno eccitante di vederla in un momento come quello che si può creare in carne e ossa dal vivo, in un momento di condivisione. So I think there will always be live. There is a wonderful novel called Station 11. Have you heard of this? Station 11 è un romanzo che si chiama Station 11, non so se Okay. Emily St. John Mandel. It's a wonderful novel set after a pandemic where there's live theatre and live music, and that's all because there's no electricity. And it's absolutely brilliant. It tells you why culture will survive. In questo romanzo si racconta, è ambientato dopo una pandemia, quindi praticamente non esiste più l'elettricità, per cui tutto quello che avviene dal vivo è l'unica cosa che si sa, la rapporto in carne e ossa, ed è molto interessante proprio rispetto a questo discorso sul potere che ha il qui e ora del teatro rispetto ad altri tipi di media.
Quindi, allora, quando si parla di narrazione nel caso di Omero, avviene una specie di celebrazione di una collettività con dei racconti che sono fondamentali per quel tipo di collettività. Quando nasce quindi il film è perlomeno una trasmissione delle conoscenze del mondo, di queste storie, e anche quindi tutto quello che negli anni che si trasmette, i valori di quella determinata collettività, perlomeno. Poi Omero, sempre in Grecia, succede il teatro in cui le storie in realtà sono note, sono miti, e l'obiettivo è un altro. L'obiettivo è, come lo chiama Aristotele, e il compito della catarsi in realtà andrebbe tradotto come chiarificazione, illuminazione intellettuale rispetto ai due generi, ma insomma, cioè quello comico e quello tragico, in cui vengono messi insomma, in esame da tutti quanti i comportamenti disastrosi. Diciamo, quelli per la tragedia e i comportamenti disastrosi di quelli che si credono chissà chi, cioè quelli di invece il comico invece di quelli che... That story structure has never changed from Homer to Roman theatre to Shakespeare. It will always, a well-constructed story will always be more attractive and powerful than one that doesn't follow structures like a Garza. Dice che la struttura della classe secondo lui è quella che rende, cioè, è sempre esistita e ha continuato a tramandarsi nel modo in cui vengono raccontate le storie. Una buona struttura parte proprio da questa dicotomia e da alcune strutture che erano tipiche del dramma antico e della narrazione antica. But it always comes from character and being able to connect, the audience being able to connect with that situation through a character. And you know, there are many playwrights who were writing in Shakespeare's time. We know nothing about these playwrights because they didn't connect with the audience, so they don't survive sometimes. So I think that the connection will be amazing. Of course, because that's the story you want to then tell. If you connect, you can pass on. Ci sono stati secondo me anche dei contemporanei di Shakespeare che scrivevano esattamente nella sua epoca, che non sono diventati così noti come Shakespeare, probabilmente perché non lavoravano a costruire delle storie che entrassero in una reale connessione con il pubblico, e per farlo questo elemento tattico di cui parlava il professore secondo lui è fondamentale, perché è quello che ci fa da specchio, no? Ci permette di specchiarci con le storie che sentiamo. I'm not comparing myself to Shakespeare. My personal thing is if you can connect with a character who is going through a tough time. No one likes happy people, end of it. So you want people who have challenges, but as we all do, every audience member has challenges. But we can be taken away from our challenges as the audience into their challenges and see their thought process and how they're solving them in that world, the reality of it. Dice che a nessuno piacciono i personaggi felici, ognuno di noi ha delle sfide che deve affrontare ogni giorno, mettere in scena queste sfide è la cosa più interessante, anche per il potenziale spettatore che viene con le sue personali sfide, che però, come diceva prima, per un attimo se le scorda ed entra in quelle del personaggio che lui sta raccontando. In questo modo si crea una reale connessione, perché si parla di esperienze che non sono le nostre, ma che potrebbero accaderci e vengono trasposte in un altro mondo. Questo è quello di cui mi piace parlare. E quindi, For me, it's love, obviously, connection, story, well, the big ones for everybody: ambition, money, sex. These are the
one that all good stories tend to be about. But they can be compressed for a script or a play into one aim. And almost, so one story I wrote was about particle physics, set in a particle accelerator. And my character, his wife, was on a mission, and it was about disconnection and then reconnection. Another story of mine was about a man who is having work problems and relationship problems and receives a diary from next year already filled in, and he has to decide to do these things in the diary or not. So these are simple challenges about love and connection. Molto spesso i temi sono quelli classici, l'amore, le relazioni, anche i temi che riguardano un po' tutte le storie sia personali che quelle che andiamo a vedere, quindi l'ambizione, il sesso, la voglia di arrivare, eccetera. Molto spesso si parte da appunto, le relazioni umane sono il fulcro, quindi ma per le storie che ha raccontato parla proprio di particelle, hai detto, giusto? Sì. E dell'acceleratore di gravità, per cui a un certo punto un uomo si allontana dalla moglie che sta andata in una missione, questa poi ritorna e quindi tutta la storia parla della loro separazione, della loro successiva congiunzione. Un altro è il racconto di un uomo che ha problemi con il lavoro, un giorno si vede recapitato a casa il diario del suo prossimo anno di vita e quindi deve decidere se fare esattamente le esperienze che sono scritte in quel diario o contrastare il suo destino. So, different ways of telling a story, but always about life and love. Diversi modi di raccontare una storia, ma sono sempre tutte sulla vita e sull'amore. E quindi il teatro, come raccontare la storia che si succede nel teatro, è un modo di conoscerci, secondo me. For me, According to you. of course, yeah, because it's my life, it's my expression of how I see the world. So when an audience member says, "I understand that work because this happened to me also," it feels like I've done a good job. Ha fatto un buon lavoro quando il pubblico gli dice grazie, io mi sono riconosciuto in quello che mi hai raccontato, quindi sì, si parla di riconoscimento. But often they're oblique, they're not clear on plays. More recently, they've been mysteries. Molto, diciamo che nei suoi testi più recenti c'è ancora un po' più di mistero, cioè la storia non è più così lineare, ci sono delle cose che non vengono spiegate. Lo vedrete in Nicciovaschi è molto così, ci sono tantissime suggestioni legate alle tematiche di cui abbiamo parlato e c'è un alone di mistero e di un'atmosfera un po' indecifrabile che le avvolge, quindi questa è la sua nuova fase. Is your blue feels like Picasso. Exactly, and also the background, the mental landscape of the story. Il pensiero politico esiste nel mondo di Picasso. What about politics in your books? I don't know, I'm not a political person. No, but if there is a connection. Yeah, of course, everything has politics of some sort. I think maybe they would be considered, I don't know. Not as a thought, maybe, but also it's not something I'm comfortable writing about politics. I'm more comfortable writing about the personal, but the personal becomes political because we're all solving problems in different ways. In a way, the dystopic world was describing some reflects in some ways something that doesn't work so well in our society. Sure, but I don't say this is a solution. Okay. So. Io ho detto che molto spesso questo mondo distopico che viene descritto nei suoi racconti, in un certo senso riflette, si fa un po' specchio della nostra società, del disagio che noi viviamo, dice sì certo, però io non voglio offrire una soluzione.
qual è la cura. Cioè questa è stato far funzionare benissimo come diagnosi e poi secondo me l'opinione, secondo voi è quella veramente la cura. Ridere, scrivere, stare qua insieme, fare teatro. Che fanno? Stories are what connects us. Raccontate. So it's all of this how it was about from first languages developed. Humans have always told stories, and we keep learning and we keep connecting. Il mondo va avanti con le sue storie, eccetera, eccetera, noi continuiamo a imparare, continuiamo a unirci l'uno all'altro. So do you think that what each of us ha detto che la cosa più interessante sono sempre le connessioni, che il modo di connetterci, di legarci, di dirsi l'uno all'altro, secondo lui è quello che di fondo noi ci cerchiamo. E questo lo possiamo trovare in modi assolutamente inaspettati, negli spazi che non ci aspettiamo, nei luoghi che non ci aspettiamo. Poi un po' anche il tema dell'ultimo lavoro, il Chuvas. Dice che sì, i rapporti umani possono essere una cura. Va bene.